Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Cambia? Se arriva altri? Ma no, sempre Loredana e Gianquel. Ah, Ma sì, dai, che se coccoli, ormai siamo amici. amici? Sì. Amici se altro. Buono, ma Brian, neanche per quello proprio. Oh, porca madre, Marisa, Dimmi, Ciano. gli sareste di rispondere, e tu rispondi tu? Ma io non posso adesso, sono dietro a lavare i creppi. I creppi. Non arrivo. Buono, aspetta, mi arrangio io. Mi manca una tecchia. Una tecchia. Pronti? Hola, pronti? Chiusala. Ma è lei che ha chiamato? Ma cosa, ti sono Ciano? Non mi pare di avere la voce di Marisa. No, sono me stanco. Ah. Come sei là? Tutto bene, grazie carissimo. Con tu come sei? No tu, Brian, sto parlando con Stanco qua in telefono. Ma sei anche il piccolo là? Sì, lui è sempre qua con gli nonni. È tutto bene con lui? E chi sta meglio di lui? E con tu allora com'è? Sì, dai, non è male. Buono. Cosa, non sei ancora andato in ferie? No, non ancora. Dovessimo andare, ma non abbiamo ancora deciso. Che bello, e dove andate bello? Non abbiamo ancora deciso. Ma ti tanti luoghi bei, anche vicino al paese mio. Paese tuo? Ma cosa, è stanco? Sì, è sempre stanco lui. Aspetta. Ti in Istria ti trovi di tutto. In Istria? Sì, Bella idea. Tipo andare a Porec, Lusin, Rovigno. Porca, aspetta, troppa roba. Ti sa, sì, troppa roba. No, nel senso che... Che sa bello dove che ti può andare. non so, dove? Catoro. Ma cosa fa il torero adesso? E dall'altra parte... Sì, mamma, non state preoccupate, c'ho con me. Sì, va bene, vado là in quella farmacia, sì. Va bene, ciao mamma, a dopo. Era tua mamma? No, guarda, era Franco Sporco, che di solito mi piace chiamare mamma. Dai, non sta mezz'ora in giro. Come le sta? Povera donna, la sta male. Porca, cosa raga? Ma non so, raga, solo che è un po' di febbre, che poi con sto caldo, è tremendo. Ma febbre? Sì. Alta? Sopra i 37,5? Ma non so. Ma può essere il virus? La sega fatto un tampon? Ma no, è solo febbre, così. No, siete stare attenti. La sendata in pronto soccorso. Ma per un bice di febbre? Ma può essere Covid. Ma te prego, dai, cosa mai che non sei più? Voi siete tutti illusi che non sia più. Ma esisti ancora. Porca mare, che sei tornata fuori la mania. E mi raccomando, sta che lontana, non sta andare a casa sua. No, guarda, assolutamente. Sei pericoloso. Adesso tutti senza precauzioni, senza DPI. Non sei più. E cosa la te diceva? La senti ancora i gusti, gli odori? Ma sì, no, niente. Mi chiedeva solo di andare a cacciare la chipirina. Ma non può andare tuo papà? Mio padre? Sì. Ma se si è divorziati da una vita, neanche non si parla. Ma qualchedun altro. Non sta andarti, mi raccomando, non sta neanche avvicinarti. No, guarda, neanche che avessi la lebbra. Ma sei peggio, sei più pericoloso, sei terribile. Oh, Dio mio, cioè, si è rotto l'incantesimo e si torna come prima. Che incantesimo? No, niente. Non sai di scherzare, No, anzi, guarda, no, ma scusa, Dina, non te cade portarla fuori, eh? Porca, sì, è vero, sono le 3:40. Adesso andiamo, Dina. Bella la mia piccia. Forse non sei ricominciate quelle paturnie. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Porca, cosa è successo adesso? Ma se la sigla, se finì la puntata. Ma quindi
finissi tutto. Ma no, lei, Giangiulio, è la puntata.